Ma perché non ti vesti come gli altri? Ma sei un pagliaccio? No, non sono un pagliaccio. Sono uno spirito dell'aria. Oh, ridicola! Hai visto com'è vestita Anna oggi? Sì, fa proprio ridere. Oh, camaleonte! Ragazzi, oggi spiegheremo un passo della letteratura italiana e studieremo un poeta romantico, Ugo Foscolo, un sonetto intitolato a Giacinto. Zante, infatti, è un'isoletta del Mar Egeo, ma anche del Mar Ionio, e lui trascorse lì la sua infanzia. A questo posto era talmente affezionato. Ma ragazzi, ma vi siete accorti che manca Anna? Com'è possibile? Era qua un minuto fa. Magari è uscita. Ma che non è uscito nessuno, l'avrei vista. Io sono molto preoccupata. State un attimo zitti che sto tornando. Sì, però fate velocemente. Siamo qui alla scuola media di Serrenti, in via Gramsci. Grazie mille, vi aspettiamo. I ragazzi sono tutti usciti. I carabinieri stanno arrivando, prof, li ho appena chiamati. Arrivano subito. Chissà come ha fatto a uscire dalla classe. È proprio strano, era al suo posto, poi è scomparsa. Deve essere una maga oltre che un camaleonte. Poverina, non prenderla in giro. Mica è semplice ambientarsi in questa situazione. Sì, ed è pure otto. Perché non andiamo a chiedere alla casa famiglia in cui abita se sanno qualcosa? Per me va bene. Ok. Buongiorno signora, siamo due compagni di Anna. Siccome oggi... Venite, vi aspettavo. Le piante sono animali, lenti e tanto carini. Come le stavo dicendo, siamo venuti a chiederle se Anna ama mostrare i suoi colori. Sì, l'abbiamo notato, ma è in casa? Perché Anna si sforza di seguire i 5 principi, almeno lei. Già. Quali principi? Quali, Dai, vabbè. Vi piace il tè? Ne ho di maiuscoli, con timo e maggiorana, all'erba gatta, con aghe di pino, al rododendro e al pepe del Balsamo. Questa è scoppiata. Si dicono tante parole, si fanno lunghi discorsi, quante chiacchiere. È una forma di inquinamento anche questa. Anna non ama parlare. L'avete notato? Sì. Ma voi cosa ci fate qui? Cosa volete sapere? Ci stavamo chiedendo se Anna fosse tornata a casa. A lezione è scomparsa. Anna chi? No, lo so, ci stavate cascando, Anna non è scomparsa. Anna si è arrabbiata. Questo è tutto. Io credo che dovreste ricominciare con lei. Magari proprio dalle parole. Cioè? Bastano 5. Provate a cercarle. Sono sicura che troverete anche Anna. Dovete guardare voi stesse se volete trovare la prima parola. Ho
Ho detto, venite in piazza che stiamo organizzando una festa. No, cosa hai detto prima? Niente. Come niente? Hai detto che dobbiamo guardare in noi stesse per trovare la prima parola. Ma cosa stai dicendo? Ciao, ci vediamo in piazza. Mi accompagni a scuola che ho dimenticato la giacchina, poi passiamo in piazza. Ok, andiamo. Oh, ecco dove era finita. Chissà cosa intendeva dire Samuele. Ha detto che dobbiamo guardare noi stesse per trovare la prima parola. Me la sono sognata. Ma l'ho sentito anch'io. Io vedo solamente due amiche. E se la prima parola fosse l'amicizia? Non è possibile! Ma come vi siete vestiti anche voi, dai? Siete diventati dei camaleonti anche voi? Ma questi vestiti dove li avete presi? C'è successa una cosa troppo strana. Eravamo in bagno, abbiamo pronunciato una parola e ci siamo ritrovate vestite in questa maniera. Allora ieri sono uscito di casa, ho visto un coccodrillo, abbiamo lottato e l'ho riportato allo zoo. Dai, va bene, vado io a prendere il cibo. Cosa devo prendere? Vengo anche io con te, così ti do una mano e facciamo anche prima. Ma non è meglio ordinare delle pizzette al taglio in pizzeria? Sì, prendiamo anche le pizzette, però prendiamo anche tutto il resto. Sì, certo, l'importante è fare una cosa ben organizzata. Cosa aspetti? Ancora non hai iniziato a cercare la tua parola fra i 5 principi? Affrettati, è importante. Decidiamo bene cosa. Tutto a posto, sei pallida. Sì, ho bisogno di... Anzi, devo trovare... Ma quindi quando le prendiamo le inibite? Infatti. Cosa stai facendo? Ci stiamo organizzando per comprare il cibo per la festa. Ma lo sapete fare, non è che prendete cibo variato. Lascia stare, andiamo noi. Sì, dateci i soldi. Va bene, allora proviamo a cercare le 5 parole che ha detto la signora. Vediamo se funziona la magia. Voi avete detto amicizia, io provo con amore. Non è successo nulla. Io provo con felicità. Secondo me è ansia. Che scemenza. Forza di volontà? Ma quelle sono 3 parole, mica una. Dai, ancora. Non avete capito che vi stanno prendendo in giro? No, non è vero, però dire parole a caso non ha senso. Noi siamo amiche per davvero, è per questo che la parola amicizia ha funzionato. Scusi, ha la tessera punti? Cosa ha detto? Non l'ho sentito. Ha detto consunti. Forse si riferiva agli auricolari. Particolari? Ehi, calamari, ma è ancora qui, guardi che abbiamo fretta. Sì, questo prima che ci senta passa pure il Natale. Adesso ci mancava solamente il blackout. Mary, proviamo a riaccendere. C'è così tanto buio che non si vede neanche l'uscita. Melissa? Samuele? Di qui, vieni da questa parte. Chi sei? Dove mi trovo? Sei sola, ci hanno tutti abbandonato. Nessuno ti vuole. Magari si sono stufati dei tuoi modi poco gentili e poco rispettosi.
andarmene da qua, hai ragione. Ragazzi, avete visto Chiara? L'abbiamo persa al supermercato e non sappiamo dove sia finita. Ma chi eri lì? Ragazzi, silenzio! Anna, ma sei sempre tu la solita che continua a chiacchierare qua, eh? Né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo, fanciulletto giacque, Giacinto mia, che ti specchi nell'onde del greco mar, da cui vergine nacque Venere. Ma a proposito, ragazzi, perché non ripassiamo quelle 5 parole che avete imparato? Io e Sara abbiamo trovato la parola amicizia. Io penso di averne trovato un'altra. La parola famiglia. La mia parola è libertà. La mia è amore. Ma tu perché sei vestita così? Che devi andare in funerale? Anche lei è ancora importante. Basta che sia mischiata agli altri. Credo anche di aver trovato una parola. La parola rispetto.